È Valentina Uda, su Campoidori del Gremio dei Falegnami. Il 12 febbraio prossimo sarà lei a guidare la Sartiglia di San Giuseppe, scelta dal maiorale in capo del gremio, Francesco Cadoni. Una Mazzone, ancora una volta, dopo Annadina Cozzoli ed Elisabetta Secchi. Spetterà a Valentina, 40 anni, 18 sartiglie alle spalle e un amore infinito per il cavallo, tanto da trasformarsi in professione, tra il 93 e il 98, l'importante onere e onore di vestire i panni dei Campoidori. Il viso disteso, un gran sorriso e due occhi che parlano molto più delle parole. È questa la Valentina umile e coraggiosa che, strigliando il suo Deflo, puro sangue inglese di 14 anni, ci racconta il suo amore per la Sartiglia. Io ho iniziato da piccolina, avevo 14 anni e praticamente aveva già cominciato ad andare a cavallo nel Gera Club con il signor Antonio Casu, mio fratello Gianmarco Uda. Mi ha trasmesso questa passione, già i cavalli mi sono sempre piaciuti sin da piccolina e l'ho seguito nel Gera Club con il signor Antonio e da lì abbiamo iniziato con le sartigliette nell'87, 88, 89 e nel 90 ho fatto la mia prima sartiglia. E da lì fino al 92, poi dopodiché al 93 sono partita a Milano a lavorare con i cavalli da corsa, a San Siro, e ho fatto 6 anni a Milano con i cavalli da corsa. Poi sono tornata e ho ripreso a far sartiglie fino a oggi. Ci sono volute 3 sartigliette e 18 sartiglie, affrontate con tanta passione, lavoro e determinazione, ma alla fine quel cassetto si è aperto. Il gremio dei falegnami ha bussato alla porta di casa Uda e il sogno di Valentina ha preso forma. È successo questo. Lui praticamente non ci conoscevamo neanche. Ha chiesto, aveva il desiderio di fare capocorso a Mazzone. E parlando con altri personaggi del gremio dei falegnami è saltato fuori il mio nome. E lui lì ha detto Zerriadda, proprio queste parole. E a quel momento sono stata chiamata e quando mi ha detto non ci potevo credere perché lì per lì ho detto no, forse mi sta prendendo in giro, non mi sembrava vero, una cosa che non mi aspettavo veramente. Quindi per me il gremio dei falegnami mi ha fatto non realizzare un sogno ma di più. Donna e sartigliante, un binomio che sottende ancora più sensibilità in sella al cavallo e tanto orgoglio per essere stata scelta a ricoprire un ruolo, quello dei Campoidori, solitamente ad appannaggio maschile. Annadina l'ha fatto nel 73. Il mio sogno era quello di fare su Campoidori come seconda Mazzone. È stata eletta Elisabetta, sono stata felicissima per lei. Hanno fatto 2 sartiglie spettacolari, sia Annadina che Elisabetta. Non mi aspettavo, a distanza di pochi anni da Elisabetta, di riuscire a ricoprire nuovamente questo ruolo così unico e speciale. Gesti semplici all'interno di un box che per qualche mese diventa fulcro della giornata di un sartigliante, soprattutto di un Campoidori. La preparazione della pariglia cambia senz'altro in tante cose, perché il lavoro è totalmente diverso e di conseguenza si monta comunque tantissimo perché devi riuscire a conoscere bene il cavallo in tutti i suoi momenti, diciamo, no? Quindi bisognerebbe eventualmente riuscire a trovare anche un appoggio dai compagni di pariglia perché l'allenamento è sia da soli che con i compagni. Chiaramente magari si provano un po' meno le pariglie, perché la cosa più importante è che tu, per il giorno che sei eletto, possa fare una discreta figura. E secondo me all'80%, poggia Deflo, l'80% dei casi dipende sempre dall'allenamento che hai. Poi certo ci vuole anche tanta fortuna, ci vuole una grossa dose di cuore, secondo me, perché devi correre principalmente con il cuore. Allora con quello, secondo me, riesci a fare tantissime cose. Allora vediamo se riesco a farlo spostare, Deflo. Poggia, dai. Eccoci qua. E al pensiero di martedì 12 febbraio, quando Valentina vestirà i panni della regina di Oristano per un giorno, ecco che i suoi occhi diventano lucidi, la voce meno sicura e i gesti impacciati. Secondo me questa emozione è davvero unica e non ho idea. Al momento che entrerò a vestirmi, una volta che indosserò quella maschera unica e speciale, il mio primo pensiero è stato questo: vado a cercare la figura del capocorsa, non la trovo, quella figura sarò io il giorno. Mi fa sentire, mi fa tremare dentro, perché dico,
ecco, tocca a me, lì in quel momento dipende tutto da me. Cioè, secondo me, al momento che tu capirai che hai ricoperto questo ruolo così importante, probabilmente stai arrivando alla svestizione. E però tutto questo fa parte del gioco, quindi non lo so, io spero vivamente che questa emozione che ho dentro, di riuscire anche a trasmetterla a tutti, perché è bellissima, veramente. Io sono soprattutto molto serena e tranquilla e fiduciosa, perché no? Voglio essere fiduciosa per il giorno. Conto tantissimo sulle persone che mi vogliono bene, sul cavallo che mi deve accompagnare e sui miei compagni di pariglia. E che Santo Giuseppe ti assista.